In 2 ore e mezza circa siamo arrivati in Forcella Sughet, obiettivo che ci avevamo previsto. Qui comincerebbe la salita alla vetta. Questa è l'attacco della ferrata, prima un percorso normale, primo qualche passaggio in secondo, ora il ferrato. Mi pare di vedere strutture di ferro, no, forse non è quello. E qui sale la via ferrata, il percorso attrezzato, diciamo, ecco. Non si vede via di salita, si intravede il sentiero. Residui di neve di slavine. Monte Tremor. Verso la pianura purtroppo nebbia fitta. Ecco il mio collega di avventura. Abbiamo fatto il conto prima che il 3 aprile dovevamo festeggiare 150 anni, sommando le nostre età facciamo 1 secolo e mezzo, Bruno. E te lamenta che ti fa mal l'anca, ti ha problemi all'anca, non ti puoi più in mondo. No. Di fronte a noi il Palantina. Il mio socio dice che non fa caldo, non è mea chalt. No, chalt poc chalt. Chalt poc. No, mi sono autociappato. La famosa Palantina. No, basta, mi fanno qua sui passuti. Sono contento. Vorrei chattarmi sul giornale domani mattina, vecchio 74 anni, tra parentesi Mona. Se compra in maniera 74 anni, tra parentesi Mona. Braccio minato. No. Dai, su sti statoni su, si sono più allenato adesso. Sono contento di essere arrivato fin qui. No, ma su ti vuole, ti aspetta. Se non fosse mai due di salare da su, tutti i costi, ma di quante volte in Mona c'è di su. Comunque abbiamo dimostrato che potremmo andare su. Sono su per comodità, per pigrizia, perché l'allenamento non c'è, è un altro discorso. Bene. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, Bruno. Noi stessi e basta. No, che dito? Cortocircuito con le macchine adesso. La telecamera ha uno zoom che è potentissimo, ma con le calighere volevi vedere se si vede che sulla cima, ma se in mezzo non se lo vedo perché le querte, perché è sperroncino di roccia. E beh, paghi di essere arrivati in Forcella, rinunciamo ad andare in vetta perché non ha molto senso, essendo stati su un sacco di volte, la giornata non è poi niente di quelle spettacolari. Bruno è tornato dietro un momentino, va a prendersi lo zaino.
grande campo di neve ancora. Nevaio quasi perenne sto qua, no perenne no insomma. Grandioso campo solcato. Caratteristico del fenomeno che si chiama carsismo, o anche ghiacciaio di pietra. Campo solcato. Allora, sembra... Qui c'è ancora, dato la tistite. Oh, non sto girate perché sennò qua vi fuori filmati pornografici e mi non vuoi storie. Allora che chi fa? Non vuoi storie con la legge. Vuole una banana? Ah. Sì. Guarda che a fosforo la banana è il massimo del mondo. Perché è energetica e questa è un po' il marengo. No. La gita in Manere si conclude con una mangiata di pane e salame in casa. Ci ospitano i proprietari di questa struttura che abbiamo tentato diverse volte di raggiungere per acquistare frutta e verdura, abbiamo sempre trovato problemi di percorso. Conviglia che non è tanto. Madonna. Fate un tocchettino di formaggio, va? Il nostro anfitrione. Non calmi perché Aspetta, no, aspetta, fitto. Perché le ultime volte che mi riprende sempre un bicchiere in mano. Scomodalo, mettilo dritto. No, hai da fare un serio. Però hai avuto una parolina per Bella palantina. no, Le veniva fuori a lui che aveva la maglia blu. Era lui da giocamento. Giacavento, e non dita. Ma che là, le bisogno? Perché ti non te vedeve, perché... era bianco mi. Sì, bianco. Le bisogno. Allora le detto, no, che là, io e loro, chissà dove chi è ancora loro. Io sono voi, io appena sono alla casera. Sì, lui l'ha detta, sì, no? Dopo, aspetta, io stavo a dire le cose personali. Aspetta, lui l'ha detto, torna in trio a vedere, perché con la giacca blu secondo me le tomate, perché se non le rivacca su, alle tomate con la... No, non vi su che là, non vedo come... Dopo, quella dell'io, dove avevo visto che era nella do. La suite in Manera, dai. Emotivamente valeva la pena o no? Cioè è stata un'emozione. Aspetta che Tony la racconta che deve scrivere. Aspetta. Perché questa non so se aveva preso il cinema, no? Ma dopo vi fai anche la classifica mia dei film. Comunque il primo in beta è Blade Runner, dove che non so se l'avete visto. Non so, io non comunque sto alieno il dis, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Sì. Raggi gamma e dopo non me la ricordo più, è tempo di vivere, tempo di morire e chi sto a finire, ma dopo siccome che non me la ricordavo più metti tutti i puntini e puntini. Comunque anche noi abbiamo visto cose bellissime della natura. Santa Lucia d'Ardago 9. La prima volta che sono venuti sulla Manera, no? A parte la guida che è un fio scarsa perché le sbrissava una volta. Un'altra volta la dita poi non arriverei mai e nella dita ha tirato anche 4 porchi. Sì, e dopo la tira. No, un porco e una madonna. Con l'appello. Quello è grave, È un aggravante quello. Sì. Fattura con IVA o senza IVA? Senza IVA. In nero. Meno male che non va di mano finanza con questo. Col pagare.
Mamma mia, ragazzi. E che anche le pedo che porta via il pan a Ugo. Oh, quello è grande. Che non si porta via il pan a Ugo. Sì. Beh, chi lo tieni da conto al montaggio quel pan lì, eh. Sì, è vero. Lo gratta a Ron se non è morbido. Boh, basta. Beh, noi ringraziamo l'ospitalità e al Maiora, eh. Ciao a tutti. Siamo in debito. Ciao. Siamo in debito.